Virtus Entella, Randstad, Prorecco, Botto Assicurazioni, Banco di Chiavari sono le aziende che hanno deciso di sostenere la nascita e l'avvio del nuovo liceo scientifico sportivo di Chiavari Gianelli Campus, partecipando alla prima riunione programmatica con il Consiglio di amministrazione della scuola aperta dall'introduzione del vescovo Alberto Tanasini. È il nuovo significativo passo avanti compiuto nella direzione dello sviluppo dell'istituto, come anticipato nella riunione con i genitori di inizio luglio. Il gruppo di lavoro si è confrontato sullo sport ed il suo significato in quanto stile di studio, di lavoro e di vita, con regole che integrano impegno, sfide e conquiste. Di qui sono state tracciate le linee guida della programmazione del nuovo liceo, che dovrà essere innanzitutto flessibile, ossia pensato per sostenere la crescita integrale della persona, conciliando allenamenti e preparazione scolastica, e integrato, ovvero predisposto ad applicare lo sport non solo all'agonismo, ma anche alla comunicazione, alla gestione delle società e degli impianti e allo sviluppo di relazioni umane. Attraverso un potenziamento delle competenze linguistiche, con scambi all'estero e progetti extracurricolari e delle reti di supporto informatico, il nuovo liceo, negli obiettivi fissati dal gruppo di lavoro, dovrà preparare i ragazzi ad affrontare un percorso di studio di tipo universitario, ma anche ad intraprendere attività lavorative che possano estendersi anche al di fuori dell'ambito strettamente sportivo. L'obiettivo è che il Gianelli Campus possa essere una scuola inclusiva, capace di formare uomini e donne che possano portare un contributo umano e professionale nel mondo del lavoro, con una visione quinquennale, ovvero destinata a durare nel tempo e con il coinvolgimento di diverse realtà del territorio ed oltre. La prossima riunione del gruppo di lavoro si terrà a settembre.